Ciao imbruttiti, oggi siamo a San Fiore, vicino a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, e vi faccio vedere un personaggio che fa una cosa pazzesca. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Siamo qui con Oscar Bontempo, il suo è stato nominato il giardino più illuminato d'Italia. Ne stanno parlando tutti i giornali, tutte le TV nazionali, andiamo a vedere di cosa si tratta. Da quando è che hai iniziato a fare sta cosa? Ho iniziato 35 anni fa con la nascita di mia figlia, dopo un anno. Ogni anno aumentavo, praticamente adesso continuo a fare per gli altri bambini e per gli adulti, quelli che vengono a vedere. Tutti quelli che vogliono venire a vedere, i cancelli qua sono aperti. Quindi è gratis? Tutto gratis. Tutto gratis. Offriamo il brûlée. Ah, fa anche il brûlée, mi porta la postazione brûlée che fa vedere. Andiamo a vedere qua. Qua offriamo il brûlée, chi arriva, chi lo vuole. Però mi dica se è buono dopo il brûlée. No, perché vuoi sapere se è buono, così tutto buono cammino. Una roba offerta, un sacrificio si può fare. Ah, giustamente. Evviva. Qua tutto quello che è qua, caramelle, brûlée, tè, viene offerto e basta. Ma perché lo fa? Diciamo spirito natalizio. Spirito Natale. Infatti assomiglia anche un po' a Babbo Natale, come un pochettino. Questo Babbo Natale, vedi che ha la fiasca con la grappa, perché la bimba ha detto che sennò di notte patisce il freddo. E allora mi ha fatto il presente di mettergli anche la fiasca di grappa. Ok, quindi la si riempie anche o? Sì. Ah, si riempie? L'ha già svuotata adesso. Ah, la sa svuotare, mi sa che passa il papà però a svuotarla. Quante luci ci sono qua? Ci sono 70.000 luci più tutta l'oggettistica illuminata. Comprate in quanti anni questo? Ma guarda, ho iniziato 35 anni fa, quest'anno ne ho acquistate 10.000. È un impianto da quanti kilowatt questo? Ma io ho 6 kW e 6 tutto l'anno. Il consumo preciso non ho idea se va sui 5 kW. Ho iniziato l'8 di novembre, ho finito il 2 di dicembre. Alle 6 di sera l'ultimo filo. Questo sta aperto adesso, prima di andare di là? Il 7 di gennaio. Ah, ok, quindi tutto il periodo fino all'Epifania. E specifichiamo, questa è una casa privata, che è la sua casa. Sì. Vivo in giardino dalle 8 alle 10 ore al giorno, settimanale passa qualche centinaia di persone, mentre che nei fine settimana si parla anche di numeri di migliaia di persone. Gente da Rimini, Ancona, gente che arriva dall'Austria, ho avuto gente dalla Germania, molti stranieri. Qua c'è un piccolo presepio. 35 anni fa come è iniziato? Quel triangolo viola, con la piattaforma, sì. E facevo un presepio in salita, con dei proiettori che illuminava il fondale delle montagne. Ma com'è che le mette là sopra? Con la scala? No, niente scala, tutto da terra con un sistema brevettato da me di lancio. 65 lanci e sbagliato uno solo. Cos'è che faceva? L'esorcista? L'elettricista. Ah, l'elettricista. Che sei anche il motivo. Mi è mancato dentale. No, ma non c'è problema, non ho capito. 50 anni fa quando ero bambino. Uno spettacolo, se venite a vederlo potete portare anche l'amorosa qua e si possono sedere qua. Delle coppiette che si mettevano a baciarsi sotto. Ah, che romantici, che romantico! Guardate che cielo stellato sotto questo ulivo bellissimo. Questo qua, Sì? che ha 3000 luci. Puoi vivere in Veneto e avere tutto. E venire da Oscar Se vogliono, sì. Lei è veneto, no? Assolutamente sì, nato a San Fior. Spero di morire a San Fior anche.